Eccoci qui al punto a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, benvenuto caro sindaco, è sempre un piacere vederti, come stiamo? Buongiorno a te e a tutti i tuoi telespettatori. Bene, come stanno bene, diciamo discretamente, i comuni, nel senso che abbiamo i sindaci che continuano a lavorare con grande entusiasmo e devo dire con difficoltà che penso che all'inizio del mandato magari non si aspettavano sicuramente di dover affrontare. Ecco. Quindi l'entusiasmo c'è, ma le difficoltà sono altrettanto grandi. Cioè la crisi energetica in questo momento si fa sentire, condiziona un po' i bilanci, tutte le attività, la gente lo percepisce e qualcuno dice non vorrei essere al loro posto, perché evidentemente è come un terremoto, perché questo non è un terremoto fisico come abbiamo provato qualcuno di noi, ma è un terremoto, diciamo così, amministrativo non da poco. È vero, il paragone che fai è molto sensato. Il terremoto aveva, come dire, una visualizzazione molto chiara. Questa è più latente, è più nascosta, però è altrettanto drammatica perché si sommano dei fattori, no? Il dopo Covid, noi lo rimuoviamo dalla nostra testa, però il Covid ci ha letteralmente cambiato le vite. Sì, sì. Lo si percepisce come dire, nel rapporto che c'è con la popolazione, che è molto più come dire, ansiosa, la popolazione ha molte più anche difficoltà a relazionarsi. È È un po' cambiato. diffidente anche perché insomma poi stanno aspettando tutte queste famigerate bollette, quindi la gente non spende, non gira, cioè, c'è una crisi proprio latente, si vede proprio, non dico si tocca con mano, ma insomma siamo lì, ecco. Esatto, e poi c'è appunto questo aumento delle bollette che riguarda sia le famiglie che le imprese, e le imprese fino adesso dicono, io qua non so come va a finire, a dicembre può essere che chiudo tutto, sia Sì. dal mio panettiere che l'impresa che ha 300-400 dipendenti, che ha avuto, mio caro amico, insomma un'impresa importante, energivora, ha avuto un aumento di 400.000 euro, di aumento, cioè, e Una lui roba alla che fine del mese gli sì, stipendi deve pagare, come fa? taglia le gambe a tutto quanto. No? Poi ci Assolutamente. sono altri 2 o 3 temi che vorrei vedere con te. No? Il tema che riguarda un po' la questione della sanità, perché in questo momento la sanità è sotto l'occhio del ciclone. Abbiamo capito tempo fa, insomma, che addirittura è intervenuto il presidente Federica in primis ad avvocare a sé alcune scelte fatte dal vice governatore, assessore alla sanità Riccardi, che comunque sia, io credo che è una stazione molto straordinaria, su questo non c'è dubbio, no? Tra una pandemia, la revisione un po' della pianta organica, insomma, però poi si aggiunge adesso anche questa questione dei medici di base e poi adesso sono costretti a portare i medici a gettone. Fatto sta che io ho provato ad andare anche a chiedere nei pronto soccorsi, perché insomma bisogna andare anche a vedere, no? Non sentire solo, evidentemente ci sono delle file, ci sono delle stanchezze e la gente dentro non è che si gira i pollici, lavora, lavora e lavora, non arrivano più. E per cui io penso che in momenti straordinari bisogna che la politica faccia un po' grum, come si dice, Furlan, no? Perché bisogna uscire. Tu cosa ne pensi? Beh, io penso che ancora adesso c'è come dire, una versione sbagliata delle cose che tende ad imputare tutto lo status di questa situazione a errori del passato. Io su questo vorrei essere anche molto chiaro, no? Ormai il presidente Federica e Riccardi governano da 5 anni e le scelte di questa riforma sono tutte avvocate a questa amministrazione regionale. Ora, non è una questione di schieramento politico, è una questione di verificare effettivamente che errori sono stati fatti per correggerli velocemente. Il vero tema, secondo me, della sanità regionale, oltre al fatto che la spesa è aumentata sempre di più perché viviamo più a lungo, abbiamo più degenze lunghe, le malattie si curano meglio, quindi il 60% del bilancio regionale va a finire in sanità. Oltre a quello, noi dobbiamo fare una scelta chiara, netta e portare la rete sanitaria sul territorio. Questa è una cosa indispensabile
Per fare questo, certamente condivido il tuo pensiero, ma lo dico, occorre non uno schieramento politico di qua o di là, occorre che tutte le forze politiche insieme definiscano una regola del gioco. Se vogliamo salvare, e io credo fortemente, nettamente sulla sanità pubblica, ritengo che sia una delle conquiste più grandi che la storia politica italiana ha fatto. Assolutamente. No? Ecco, se dobbiamo chiederci cosa fare per salvare questo patrimonio, significa, uno, puntare effettivamente sulle risorse umane che sono indispensabili, perché tutto passa attraverso il servizio che i lavoratori fanno nel settore, e chi si impiega, chi dedica non solo le ore della passione, cioè, puntare su questo e puntare sulla rete, che vuol dire territorio, vuol dire coinvolgere i comuni, i sindaci. La sanità parte dai miei cittadini, che se hanno la possibilità di prevenire le malattie, se hanno la possibilità di avere un infermiere di comunità come ho io da 25 anni, avere il servizio dove si fa, da lì si parte, prevenzione, servizio di base sul territorio e poi arrivare al momento critico, certamente, che è l'ospedalizzazione, il rapporto, come dire, con la chirurgia o quello che è, insomma. Ma questo è un fatto che va risolto solo se la politica si parla e dice: ok, gli ultimi 5 anni abbiamo commesso questo errore, li verifichiamo, vediamo di portare una proposta completamente nuova, perché altrimenti rischiamo veramente di andare a privatizzare sempre di più, a pagare gettoni medici, vengono fuori 5 volte quello che prendono in diventa uno regione. spreco anche di energie e di soldi, e il servizio non è all'altezza della situazione, no? È E vero. poi ci sono altre due cose: la questione del PNRR, cioè questo famigerato piano nazionale di ripresa e resilienza, che comunque sia, molte amministrazioni hanno perso il treno, tra virgolette, lo stanno perdendo perché non hanno gente, e nonostante tutto quello che la regione ha fatto, per l'amor di Dio, cioè ha dato anche dei tecnici, eccetera, ma non basta. Quindi non so se è il momento in momenti straordinari dovrebbe agire in maniera straordinaria, mandare magari per un certo periodo alcuni funzionari e personale della regione presso i comuni, proprio perché è uno stato di emergenza. Perdere soldi così non è una cosa, insomma, molto bella, ecco, in sostanza. No, tanti comuni, tante amministrazioni hanno rinunciato a chiedere le risorse del PNRR perché non hanno personale. Questa è una doppia sconfitta evidente, no? Cioè è una sconfitta per il sistema che ha queste risorse da impiegare, ed è una sconfitta per i comuni che rinunciando perdono occasione per i cittadini per dare. Allora, a misure, come dici tu, a momenti difficili, misure straordinarie. Va benissimo quella proposta lì. Io in ANCI ho portato anche modestamente un'altra proposta. Se lavorare nei comuni ora non è più appetibile, se c'è la fuga, come nella fuga della sanità, che il personale va verso fuori, trova più gratificante lavorare nel privato piuttosto che in un ente grande, proviamo a ribaltare, proviamo a incentivare anche il dipendente che invece sta a lavorare nel comune e che ha responsabilità 10 volte più grandi magari dei dipendenti che magari sono fuori in questo momento. Cioè, troviamo uno in montagna, parliamoci chiaro, va a lavorare solo se abita sul posto, altrimenti da Udine non va su in carne, cioè è evidente. Se lo incentivi e magari trova una gratificazione o economica forse ribaltiamo questa questione. La Lombardia su questo ha una necessità di funzione pubblica eccezionale. Stanno studiando se effettivamente attrarre lavoratori anche cercando degli alloggi da poter. Sì, ma ormai è cambiato tutto il sistema. È cambiato tutto, bravo. E quindi dobbiamo trovare inventive nuove che possano ribaltare. Non si può perdere soldi. Un amministratore ha il compito di trovarli, di portarli, e poi deve essere in grado di gestirli. E come di fa spenderli, anche soprattutto, e spenderli. E spenderli. Perché se io guardo i dati, guardi, c'è un mio amico che è Fulvio Mattioni, che analizza i dati, anche ha scritto un libro bellissimo. Sì, molto bravo. È molto bravo. Bene, in 10 anni noi abbiamo perso il 25% dei dipendenti pubblici, dei piccoli comuni. Sì. 25%, 1 su 4. Sono quelli che erano assunti all'epoca del terremoto e adesso hanno fatto, e arrivano adesso in pensione e vanno
vanno via. Quelli lì portano via non solo, grande professionalità portano via anche, Sicuro. non li sostituisci subito. Sicuro. Dobbiamo trovare il sistema di far partire questa macchina assolutamente, perché è un'occasione unica, irripetibile. Ecco, senti, mi pare che il 25, a proposito di economia, a proposito di lavoro, eccetera, tu fai un convegno lì molto, molto interessante. Sarebbe bene che tu lo esplicitassi così tutti vengano a conoscenza, è una cosa che, a mio modo di vedere, è molto, molto interessante. Sì, ti ringrazio. Noi abbiamo appunto, siamo riusciti ad attrarre insomma, quasi 12 milioni di euro di contributi nazionali del CIPE e del MIC sul recupero dell'ex, che noi chiamiamo nuova Mideria Chiozza, no? Questo complesso di archeologia industriale. Il nostro però obiettivo non è quello solo di dire salviamo la parte museale. Noi vorremmo pensare a qualcosa che si apra sul territorio e che attraga dal punto di vista proprio economico, quelle risorse, quelle possibilità, noi li chiamiamo portatori di interesse anche, che hanno proposte su queste strutture e che in termini di mercato oggi diventano anche appetibili, no? Perché, e infatti il convegno sarà aperto al Presidente della Camera di Commercio da Pozzo, al Presidente di Alpe Adria di Industria che sarà Agrusti, sarà aperto alla politica chiaramente, al Presidente di Big Brava, che possono dire la loro, soprattutto trovare in quella struttura o in altre simili su un territorio che è evocato alle relazioni, ai servizi, anche alla cultura, delle occasioni di investimento economico vero, concreto, e quindi non solo salvare la parte museale, la storia, ma guardare davanti e vedere quelle occasioni economiche che ci sono per il futuro. Bene, ma questo monitoreremo la cosa e cercherò di essere presente perché è una cosa, abbiamo da vedere, molto importante. Senti, un'ultima domanda prima di lasciarci. Molti sindaci, tuoi colleghi, chiedono che la Regione provveda a sbloccare un po' il mandato per i sindaci, non solo fino a 5.000 abitanti, ma che lasci un po' libero la questione, no? Anche perché la politica ha bisogno di nuovi protagonisti anche per le regionali. Tu cosa ne pensi? Beh, sì, è un tema molto caldo. Devo dire che forse nella politica, proprio in termini generali, forse sono solo i sindaci oggi che possono essere l'anello di congiunzione tra i problemi dei cittadini, le realtà economiche, le imprese e l'amministrazione complessiva. Credo che una boccata di aria fresca con l'inserimento di sindaci in questo senso, quindi sdoganando questi vincoli, sia necessaria. Poi ti dico, la nostra è una delle poche regioni in cui un sindaco paradossalmente può fare il deputato, cioè fare il sindaco e il deputato a Roma, e non può fare invece il sindaco e il consigliere regionale. È una delle poche rimaste con questo vincolo, e anche lì è un'occasione persa, perché gran parte dei sindaci, io stesso, vivo del mio lavoro, non è che vivo facendo il sindaco. Quindi fare il consigliere regionale, fra virgolette, o fare il lavorare, insomma, no, è un po' la stessa, però sei qui a lavorare sul territorio, sui valori del territorio. I vincoli qua sono stati fatti un po' apposta in passato dai consiglieri regionali per garantire un po' la concorrenza, insomma. Limitare la concorrenza dei sindaci. Però, insomma, penso che fare politica seriamente... Penso che prima o dopo si arriverà, insomma. Si arriverà, senza dubbio. Bene, grazie Sindaco, naturalmente complimenti per il lavoro e il 25 ci vediamo in Quel di Ruda, ok? Grazie a te per la tua sempre puntuale presenza nei problemi del territorio e un caro saluto a tutti i telespettatori Telefriuli. Bene, mandi e alla prossima. Grandi.